meglio che chiude la porta. No. No, dentro gli diamo il buongiorno. Bene, paese che vai, due cocotte che trovi, mi viene da dire, visto che devo anche fare una sorta di prova voce, tutto va bene, siamo in onda, siamo anche in diretta volendo sul canale YouTube, poi saremo Vita Naturale Durante, appunto archiviati e lì e su Radio Milano TV con il vostro Elio Crociani. Sono finalmente qui da Micro, anzi siamo nel caffè. Il caffè di Net, che è una parte di Micro. Caffè di Net. Sì, perché hanno 3 nomi differenti: Micro, Caffè di Net e Eno, che è l'Enoteca. Ah, caffè, non abbiamo scritto caffè di Net, dopo lo aggiungiamo, perché di Net? Perché mi piace anche dare tre identità differenti. Di Net. No, caffè so cosa significa. Caffè di Net. Di Net tutto attaccato. Sì, di Net. Che è praticamente di Net la cucina esterna delle case di campagna. Ah, in francese. Di Net. No, anche nelle barche, o nelle barche anche la parte delle barche dove ci sono delle eccezioni dove si pronuncia anche la T finale, mi sembra di capire. Di Net ci sono, tipo Michel Brass, si dice anche la S finale, però tendenzialmente si lascia là, ecco, è muta, diciamo così. Quindi bene, buongiorno, perché noi realizziamo queste interviste poco prima dell'orario del pranzo. Poi bistrò solitamente, visto che Micro possiamo definire un bistrò, operano solo la sera, mentre invece, pranzo, cena. Invece in questo caso a Cervia, quindi nel centro storico di Cervia, poco distanti appunto dal teatro e dalla piazza Garibaldi, bene, dove in corso tra l'altro sta partendo diciamo la grande festa dedicata al cardo, quindi cardo dolce, penso, il cardo di Cervia. E quindi bene, complimenti a lui che l'abbiamo visto all'opera, è proprio il caso di dire, nelle cucina Sorriso, qui nella zona artigianale poco distante. Ecco che è un'iniziativa di fine anno 23 e adesso chiaramente inizio 2024, poi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Anche Cervia, Milano Marittima, insomma, vivono d'estate chiaramente il periodo clou, ma chiaramente ci sono anche i cervesi, quindi Micro è un ristorante perché sì, poi ristorante per tutto l'anno, pranzo e cena, sì, siamo aperti sempre tutto l'anno noi. Piccolo ristorante, direi, perché alla fine comunque abbiamo di là 16 posti, 6 qui e poi più la parte esterna. Perché poi dopo si unisce un po' tutto d'estate, qui si fanno ad esempio qui al caffè di Net, infatti forse l'avevo già sentito, che si cena, non so, può essere un po' il francese di dinner, no? In un certo senso, può essere una cosa del genere, e quindi bene, poi anche l'Enoteca. Sì, l'Enoteca di vini naturali, vini biologici, comunque tutti i vini. Si capisce anche ovviamente dal look ovviamente dello chef, tutto in regola. Io dicevo, paese che vai, città che vai, capoluogo che vai, a Bologna c'è Oltre, tutti i nomi brevi, quindi immediati, e questa in effetti linea di mito con come dire, questi tanti praticamente stella mancata in un certo senso, nel senso che hanno delle caratteristiche, ma penso che anche Bruno Barbieri a Bologna avesse due cocò. Quindi questo è il massimo esempio in quel locale che da quello che ho visto, sì, si cerca sempre una materia prima sempre molto importante, magari si tende a fare un servizio più leggero per dare modo di contenere un po' i prezzi, drammatizzare, ecco, quindi uscire anche per contenere i prezzi, dare un prodotto importante, però mantenendo un prezzo più accessibile, piuttosto che un ristorante dove alla fine paghi anche il servizio di sale, tutto. Perché poi non è detto, ce ne sono anche cari, tipo mentre qui come dire, come stai raccontando, lui è Marco, quindi Micro da Marco,
Stefanelli. Ora raccontaci un po' come si riesce a ottenere questo risultato, perché mi sembra che qui a Cervia, Milano Marittima, non manca l'offerta, ma le guide forse tu sei quello che hanno considerato di più, ecco. Poi è chiaro, mi piace molto, ad esempio, qui proseguendo dall'altra parte, un sushi da Riccardo. molto interessante, quindi sono livelli molto alti, poi qualcuno ancora lo devono forse scoprire, secondo me. Sì, ecco, quindi adesso è lui quello che guida, perché due, sai, una a livello della tipologia di bistrò, forse sì, però non credo di aver fatto, secondo me io sto facendo quello che mi piace fare. Quindi dimmi un po' qual è stato il tuo percorso. La scelta, come vi dicevo prima, è stato il fatto di partire dall'inizio. Io ho avuto un altro locale a Pinarella, poi ho lavorato un po' in giro e poi la mia idea... Parlaci proprio dall'inizio, perché prima qui c'era anche tuo padre, l'albergatore, mi diceva... Il babbo ha avuto un albergo tempo fa, adesso è in pensione, però ci dà sempre una mano. Con piacere, Sì, vengo da una famiglia che ha sempre fatto questo lavoro qui. Stivo mezza pensione. No, aveva l'albergo, ha avuto un po' di alberghi, sia a Pinarella che a Milano Marittima, e quindi è così, io vengo da quel mondo lì. Quindi la scuola alberghiera? No, io ho fatto ragioneria. Poi dopo, perché i miei non aveva piacere che io facessi questo lavoro qui, invece alla fine poi sono ricaduto in questo lavoro qui. Forse la passione che mi ha tramandato e tutto. Se facevano hotellerie, tu adesso fai ristorazione, che se non facevano una mezza pensione chiaramente non avevano... No, loro comunque erano ancora parecchi anni fa e quindi si faceva la pensione completa, di regola, non è come adesso. Non era mezza. Quindi aveva sempre anche la cucina. Poi veniamo da una tradizione contadina, quindi abbiamo sempre usato i prodotti che facciamo noi, quelle cose lì. Quindi poi ti sei avventurato subito, diciamo, prendo un ristorante come gestore. Io ho aperto il ristorante che avevo a Pinarella quando avevo 24 anni. Ecco perché poi io pensavo che Micro fosse dalle parti dove anch'io sono nato, come disgiochi, devo dire, ciao, quelle zone là. Immaginavo che fosse da quelle parti. Davanti. Vedi che allora evidentemente... La Cusena era lì davanti. Ecco. Io avevo la Cusena una volta. Ecco, adesso è tutto chiaro. Infatti sapevo che era là, poi in realtà è nato questo Micro piuttosto che Cusena, quindi bene. No, dimmi un po' come si fa a essere così bravi chef, perché comunque le guide chiaramente decretano la qualità chiaramente di questi ristoranti, ma anche dei loro cuochi. Quindi c'è un cuoco che ha girato le cucine prima di buttarsi, o sei un autodidatta? Sono molto autodidatta. Giro molto andando in giro a vedere cosa succede in Francia, in Spagna, tutto, giro abbastanza nei ristoranti. Quindi una mia idea me ne sono fatta. Secondo me quello che mi ha portato ad aprire un ristorante così, per avere le due cocotte, era il fatto di riuscire a dare una qualità di prodotto base alta ad un prezzo accessibile. Quindi grande ricerca delle materie prime, però con un servizio più leggero, quindi quello da bistrò, noi abbiamo le tovagliette di carta, più leggero, non abbiamo... La chiamavano bistronomia, però non abbiamo tanti camerieri, il servizio è più informale e quindi riusciamo a contenere un po' i costi, di modo da riuscire ad avere un livello alto di materia prima, ma a un costo accessibile. Ecco, quindi ci sono delle formule, ci sono i piatti alla carta. Tutti i piatti alla carta, quindi non si sommano i prezzi, non ci sono percorsi. Percorsi di menù non ne abbiamo mai fatti. Così se uno può mangiare un piatto, come due, come bere un bicchiere di vino, noi facciamo un aperitivo dalla cucina, non abbiamo patatine e olive, facciamo solo noi piattini dalla cucina, e quindi un po' questa forma formula qui. Quindi immagino ci sia anche il pesce oltre... Sì, qualcosina di pesce, qualcosina di carne, verdure, cioè sempre roba stagionale, e la nostra idea è quella lì. Pensiamo di aver raggiunto un buon equilibrio. Certo. Come prezzi, non so se c'è un menù, te li ricordi? Partiamo dagli 8-9 euro di una crocchetta o di un carciofo al tegame, di una crocchetta di baccalà o di un carciofo al tegame.
dopo si può arrivare ai 25 euro. Quindi chiaramente questi bianco. sono gli antipasti, anche se non si scrive, perché chiaramente qualcuno ancora lo fa, ma ormai si fa un unico menù dove uno può pescare come vuole. Non c'è una divisione fra primi, in teoria uno potrebbe prendere una linea, però uno può prendere quello che vuole. Potrebbe prendere tutti gli antipasti piuttosto che tutti i dolci. Sì, insomma. succede molto spesso che prendono tutti gli antipasti. Esatto. Sarà una cucina libera, se uno può venire qua anche solo per mangiare un dolce e bersi un bicchiere di vino. E quindi diciamo che nella formula del ristorante canonico che ti devi sedere, fare antipasti un secondo, qui è un po' più libero. Certo, diciamo che si può anche, che è un altro riconoscimento questo della guida Michelin, che è il Bib Gourmand, diciamo che si può cenare 3 piatti anche con 39-40 euro senza il bere. I prezzi effettivamente oscillano, perché negli antipasti io vedo un 9, nelle paste vedo un minimo di 13, e poi anche nel piatto principale vedo dei 16. E poi c'è la bavetta di manto che è 25, dopo dai. Esatto, quindi ci può essere l'uno e l'altro, quindi tutti questi hanno anche il Bib Gourmand, non è detto che poi sono dei piatti anche il tartufo bianco che comunque sono un po' più alti. Certo, quindi dipende da quello c'è come nelle pizzerie la marinara 4 euro, la margherita 5 per iniziare, dopodiché chiaramente ci sono anche quelle da 15, anche tanto per capirci. Quindi abbiamo comunque, che non credo ai miei occhi, abbiamo gli antipasti, i primi, i piatti principali, i secondi, e poi i contorni, se non vado errato. Cioè questi sono piatti cosiddetti vegetali, che possono essere oggigiorno anche dei secondi. Ecco, dei secondi. Attenzione per tutto quello che riguarda. Pensavo ci fossero anche i dessert, bisogna girare per i dolci. Ecco, quindi devo dire, il menù in effetti è perfetto, perché in effetti non ci sono i titoli delle portate, anche perché con gli stranieri poi sarebbe un tre plat, quindi poi uno magari considera per esempio, non so, la pasta ripiena con i frutti di mare, è un primo che ha anche un secondo, ecco, quindi c'è completa libertà. Quindi complimenti alla carta, che poi chiaramente ha anche dei dolci, e infatti vedo 8-9 sono chiaramente i prezzi che farebbero anche, secondo me, meritare, appunto, oltre che le 2 cocotte, anche un bel ingresso nella guida Michelin e un riconoscimento del Bib Gourmand. Però chiaramente le guide le fanno loro e noi stiamo qua a guardare, ecco. Poi tra l'altro in Romagna, devo dire, come in Emilia, come dire un po' le presenze, diciamo, nelle guide un po' scarseggiano, ecco, se vogliamo essere sinceri, e non si parla di stelle Michelin da tantissimo tempo. Quindi piatti che ti vengono bene, che mantieni. Io che mi vengono bene, che spero tutti. Ecco, però che poi rimangono in carta e che quindi che rimangono in carta. Un classico è il foie gras con la capassante e il tartufo nero. Quindi proprio francese questo. Perché... io ho un po' di questa ricerca verso la Francia, mi sono sempre trovato bene in Francia, quindi un po' mi rimane. Comunque abbiamo anche il prosciutto iberico, anche dei piatti spagnoli, facciamo la guancina di maiale brasata al vino rosso, la coscia di anatra brasata con la mela e l'arancia, poi anche carne alla griglia, usiamo carne piemontese, dalla battuta fatta sempre di carne piemontese, la battuta con la variante anche al tartufo, il galletto marinato e speziato con delle spezie indiane particolari del Centro America, diciamo che c'è un po' di tutto. Poi dalla stagionalità, i carciofi, i cardi che ci sono adesso che li facciamo fritti, tutte le verde stufate, fatte in padelle risaltate, è abbastanza scelta, un po' su tutto. Sul pesce abbiamo un crudo di pesce pescato entro le 3 miglia, che sono i pesci piccoli dalla triglia pescati entro le 3 miglia, dei carpacci di gamberi rosa provenienza Puglia. Cerchiamo di privilegiare sempre le materie prime nazionali, soprattutto sulle verdure, tutto. Dopo sulle carni, a parte che adesso stiamo usando il piemontese, però abbiamo anche sull'estero. Le costolette di agnello che abbiamo sono scozzesi adesso. No, tu dici siamo, perché in realtà immagino che ho visto all'opera alla Cucina Sorriso, là ero so che c'era One Man Chef.
Sì, là ero da solo perché c'erano le cose, però ero aperto anche di qua, avevo i ragazzi in cucina. Poi c'è mia sorella, ci sono i miei genitori che mi danno la mano la mattina. Insomma, quindi c'è tutta una presa familiare. C'è tutta un'equipe. Ecco, bene. Per i vini, vedo che insomma. I vini di là nell'enoteca che prima non l'ho vista, però di là c'è tutta una parte dedicata solo all'enoteca di vini naturali. Vini non convenzionali, comunque fatti con uno spirito diverso da quello che possa essere il vino classico come lo intendiamo noi. Quindi hanno tutti le loro peculiarità. Ecco, questo nell'enoteca, poi vedo dei vini anche qui al caffè e immagino anche al bistrò, che poi ha una parte esterna riscaldata anche d'inverno, dove poi in realtà poi proprio micro non è, ecco, diciamo. No, alla fine che no, è un po' però come negli spazi sicuramente sì, poi alla certo. fine sì, il nostro, d'estate riusciamo a fare una quarantina di coperti, non di più. Che quindi anche poi d'inverno con questi riscaldamenti, comunque con quelli che chiaramente hanno anche voglia di stare fuori, per fumare, sì, esatto, si può fumare. Purtroppo le sigarette, ma io consiglio sempre i sigari, non so se su questo versante. No, io sono aperto tutto. Ecco. Dopo il sigaro è un po' più complicato, perché magari tanta gente di fianco non lo vuole. Quello stanno le persone. Quello a fine pasto, chiaramente, anche perché si fuma. Cioè, non siamo a La Habana, ecco, quindi dove ti potresti permettere di cenare, appunto, no? Con un bel concerto di musica salsa e col bel sigarone stile Fidel Castro. E quindi bene, complimenti quindi amico, a Marco Stefanelli. Progetti, altre cose? Per ora andiamo avanti così. Poi ci penseremo. Ci sono vari progetti in testa, però ancora siamo un po' indietro. Adesso vediamo un po', portiamo alla fine questo progetto, siamo ancora all'inizio, poi dopo vediamo. Bene. Quindi sono curioso perché anch'io, romagnolo come te, quasi cervese anch'io d'adozione. Quindi mi spingo in effetti in Francia, quindi vai verso la Costa Azzurra o più verso Parigi? No, più verso Parigi, ho girato un po' tutto, anche la parte di Bordeaux mi è piaciuta molto, la parte di quindi la prendi larga, quindi ecco. No, sono andato un po' di volte, quindi la Francia mi piace, Parigi tante volte, mi manca 2 o 3 parti, la Costa Azzurra sì, l'ho fatta, la parte di Marsiglia fatta, mi piace, la Francia mi piace. Quindi ristoranti che magari ti possono essere piaciuti, li puoi considerare anche quasi mentor, no? Come si dice quando c'è uno chef, no? Tu sei un autodidatta, quindi sicuramente molto probabilmente sei rimasto colpito da un cuoco in particolare, da un ristorante in particolare. In Francia è molto bello, a parte tutti quelli che ho provato, però uno che mi è rimasto molto impresso è le Chateaubriand, che lui è Inaki. Ecco, stiamo parlando del simbolo di quelli in bistronomia. Che lui infatti ha il Chateaubriand come ristorante e di fianco a, adesso non mi viene il nome, però un altro posto che è più bistrò, più veloce, della tipologia un po' sì. Certo, che Chateaubriand, però questo è stato il numero 1 dei ristoranti francesi nella 50 Best e non c'era neanche all'Impassable. Adesso le cose sono un po' cambiate, chiaramente. Poi hanno recuperato, Chateaubriand penso sia sparito, ma rimane sempre locale, sempre praticamente prenotato, quindi bisogna andare con la prenotazione in largo anticipo. E sì, bistronomia, però immagino sia un menù da 80 euro, ecco, una cosa del genere, un menù unico. Sì, solo menù. Ecco, perché chiaramente quando hai tutte queste richieste chiaramente lo puoi fare. Quindi ecco, pensare di fare questi percorsi potrebbe essere. Adesso qua mi sembra un po' difficile, però adesso capire che sia il modo meno di farlo meglio. Forse diventa difficile perché ci vuole comunque una cucina grande, magari micro già col nome, un po' cenalino, perché chiaramente bisogna fare più importante. Bisogna vedere come lo prende la gente. Però dopo magari non c'è più la scelta e ci sono però questi menù che dovrebbero facilitare appunto la cucina, però per il momento nulla, nonostante devo dire ormai questi menù stanno prendendo veramente il sopravvento e quindi noi vi salutiamo qui da Cervia, da via Mazzini, quindi centro storico di Cervia, da Micro, e insomma, complimenti anche per trovare il tempo per aiutare chiaramente i bisognosi con l'iniziativa appunto della Cervia Social Food. Ecco.